Eccoci qua. Eccoci qua. Siamo tornati, lo zoccolo è tornato. E il titolo è per due pazzi che stanno monopolizzando tutto. Sidoti e Bartolucci, due terzini nati per spingere, nati per la velocità e nati anche per rompere un po' ugaz. Sono loro. Allora, vediamo un po' chi si è collegato. Vediamo chi è il primo porco della serata. The first pork the night is in English pur. Oh. The first pork Davide Frigero. Ecco Pep. Francone. Terence che è tornato. Giangrosso. Attenzione, Pole Mangai che ha fatto, ragazzi, uno dei più bei video della storia, dove ha raccontato uno dei giocatori più particolari del mondo, il signor Alexandro Eva, il signor Agi. Ecco Zincaro, adesso andiamo di operazioni preliminari. Ecco Marco Maritti. E un solo grido si alzerà, Marco Maritti, la 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 la. Allora, aspetta un attimo, siamo tutti troppo carichi, siamo. Ho fatto già la cagata. Operazioni preliminari un po' lente quest'oggi. Alessandro Goni, molto bene, me lo godo il piccolo Goni. Siamo tutti troppo carichi. Ecco Sidoti, però ho bisogno del piccolo Amedeo. Io senza Amedeo non so stare. Allora. La 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 la. Ok ragazzi, ci siamo pronti. Siamo pronti per una live fondamentale. Qualificazioni in Champions l'obiettivo. Abbiamo 10 punti contro gli 8 della seconda. E vincere con lo scontro col Napoli, che è prima in classifica, e tornare a sperare nello scudo. Ecco Mencarelli. Ed ecco Bartolucci, Mencarelli, il grande traditore. L'uomo che ha tradito un po' tutti. Okay. Ecco il Duca, il nostro talismano, grande Duca, viva De Duc. Grazie, questa è una partita fondamentale. Il Cume non è presente nella classifica gol d'oro, un po' di crisi per Veneziano. Ricordiamo che a Pasqua ci saranno i premi di Agi. Però quest'anno se continuo così, visto che ho vinto per 3 anni di fila l'MVP e aspettiamo il quarto anno dello scudetto per capire se riuscirò a rivincerlo. Però quest'anno, ragazzi, c'è una crisi nera per il Cume. Classifica goals. Il Cume, vabbè, 6 gol, insomma, alla fine meno 2, quindi una crisi un po' relativa, se così si può dire. Ecco Amedeo Doni! Ed ecco lui, Alexandru Eva! Il nuovo talento del calcio rumeno che è stato raccontato perfettamente da Paul Buff. Racconta Alexandru Eva, il piccolo bambino rumeno che ha sempre ragione. Ah no, scusate, non possiamo dirlo. E vai, Michelotto, Sidoti Peppe, man, ma c'è anche il piccolo Amedeo, e se c'è il piccolo Amedeo si vince lo scudo. Tra pochissimo iniziamo, ragazzi. E dopo, vabbè, la telecast finale è stata la chicca che ha fatto. È la goccia di rugiada. È la goccia. È la goccia. È la piccola goccia. Dai che tra poco si parte. Speriamo che venga anche il presidente un pochino. È da un po' che non sento neanche Arcangelo. Che fine ha fatto l'archetto? Sto leggendo la chat, lo bullizzava anche Milaus, Michelotto. Live interessante. Live interessante, come si suol dire. Giangrosso. Bellissima la faida, eccezionale la faida tra Sidoti e Bartolucci. Ah, l'Arcangelo sì, è morto Inter tra l'Arcangelo, molto, molto curiosa la cosa, se così si può dire. Allora, io direi di partire perché ho voglia di giocare. Vai. Schema di gioco. Allora, vediamo, attenzione, morte per il piccolo Amedeo. Diamo una chance a Terence di riprendersi da un letargo che ormai comincia a essere preoccupante, Molto, molto preoccupante. Il Tonio c'è.
Sidoti è molto stanco. Mettiamo Peppa al posto di Pintus perché Pintus è morto. E uno tra Gervasio e Piccella fuori. E mettiamo Gian Piccolo. Ok raga, vai che andiamo. Bisogna stare nelle live, Alessandro Goni, diventare uno dello zoccolo, voglio seguire tante live e come hanno fatto tutti quanti donare almeno 1000 euro a settimana. Questa è la possibilità per entrare. Eyman ne ha donati 7, quindi un applauso a Eyman che ieri sera ha donato 7000 euro. Bravo Eyman. Stiamo per raccontarvi questa sfida. Un saluto a te Fabio. Ciao Marco Emari, perché non ho voglia. Ok. Vai raga. Big match tra Napoli, primo della classe, campione d'Italia del Venezia, un po' in difficoltà, ma sempre temibili, soprattutto contro le bighe. Lorenzo Insigne, un talento davvero straordinario. Attenzione ragazzi, subito offside. Della sua squadra. È devastante come esterno d'attacco, ma può giocare anche come seconda punta. Ciao Stefano Ianora. La sua imprevedibilità sulla tre quarti. Non posso che essere d'accordo con Giangrosso. Maurizio Michelotto. Maurizio per il Barto deve dimostrare anche lui tanto, e comunque Sidoti è un grandissimo terzino, due grandi terzini abbiamo. Attenzione, subito! Non ci credo. Dai, adesso deve svegliarsi Terence però, ecco. Terence deve svegliarsi perché veramente, a parte il gol in Supercoppa, comunque in una crisi importante Terence, che ormai dura da un anno praticamente. Dopo il bel inizio dell'anno scorso è entrato un po' in un crollo particolare. Vabbè, staremo a vedere. Fa sportellate con il suo marcatore. Maurizio, bellissimo, che era da Alexandro, che è trequartista. Alexandro vuole dimostrare che era trequartista può essere poesia in movimento agile per Terence. Vai Terence, fai subito l'assist. Porca miseria, una volta erano sempre gol questi. Ecco Guccioni, uno dei prossimi acquisti. C'è Lorenzo Insigne, si allunga e trova la palla. Si riparte con un fallo laterale. Peccato per quel tiro di testa del Cume che non sia entrato. Grande Duca. Attenzione, veneziano. Prova a darla a Pep. Attenzione Pep. Simbola Pep. Tiki taka. Non ci credo. Anche il Tonio. Dov'è il Tonio? Anche il Tonio non lo sento da un po'. Cerca spazio. Ragazzi, abbiamo bisogno per di tutto il nostro di tutta la nostra grinta, perché dobbiamo vincere se vogliamo entrare nella lotta a scudo, E se la vinciamo, se la perdiamo siamo, non dico fuori, però a quasi, perché andiamo a meno 11. Viene spesso accusato di testardaggine, ma ha dimostrato grande flessibilità e intelligenza, cambiando la strategia al momento. Adesso basta fare attenzione, Tognin bravissimo. Il Tonio ormai è una realtà. Forse il Tonio, come nel suo Space Jam, ha rubato il talento a Terence, chissà. Ah, madonna, Terence veramente non è in un momento veramente di crisi mistica. Crisi mistica per l'effetto Serra. Ha finito la bamba, chi lo sa. Terence, dai Terence, fammi il crossetto della vita. Terence, calcio d'angolo. Il Bode deve provare il gran cross. Terence, eccolo qua, miracolo di Pepe. È stato bravissimo. Questa è una grande parata. Stiamo dominando, sì, ma non basta. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Pep si fa saltare da un ass. Ancora un ass, madonna. Salta tutti un ass, ma poi recupera Agi, che però la riperde subito. Bravo Mito, primo tiro anche del Naples. Yoga Bonito. Bartolucci che fa un saltino inutile. Saltino inutile del Barto. Apicella, il Barto. No! Grande Mito. Ha tutto il diritto di compiacersi. Pep. Terence. Veneziano che comunque non è nel massimo della sua forma, per quanto insomma comunque i suoi golletti li ha fatti anche in Champions. Attenzione Pep. Tiki taka, bel cross di Tiki. Non c'è nessuno. Il Napoli ha la miglior difesa del campionato. Miglior difesa per il Napoli. Pepe Reina ha fatto miracoli. Bartolucci. Per il Tonio. Attenzione il Bode. Il Bode ancora per Tognin. Vai Tognin, Yoga Bonito. Yoga Bonito, delizioso. E poi il Bode spreca, madonna, non ci credo, stiamo dominando.
Che Coriolo, ragazzi. Arriva così. Un nuovo partecipante delle live. €1. Grazie Checco. L'arbitro lo chiama. Grazie Checco, ti ringrazio. È la prima volta che ti leggo. Bravo. Checco con arroganza. €1. Grazie Checco. Ragazzi, ho bisogno di voi però. Bisogno di tutta la squadra perché stiamo dominando e se non vinciamo questa, addio scudo. Cerca spazio. Se ne va. Occhio, un asso, stiamo dominando letteralmente il campo, no? Può sbagliare. E il portiere è riuscito a salvare. Probabilmente Fiori sveglia però un primo tempo iperdominato al San Paolo, ma il risultato è sempre Napoli 0, Venezia 0. Sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Vai, E si il ricomincia a Bode giocare. per Veneziano. Finora siamo ancora in parità, senza gol. Ah, Vediamo il se la Cume situazione qua si fa un sblocca piccolo nella- errore. Il Cume non è in una Zilinski. forma iper mega La mitica. mette sulla sinistra. Se così si può dire Terence. No, Terence, madonna, ma che cazzo hai Terence? Se ci sei in chat scrivimi ti prego perché è veramente una crisi mistica che dura da quasi un Venezia annetto. ha Michelotto, vinto la Maurizio. scorsa partita, anche se bisogna dire che è stato un Maurizio match ci di prova. livello. Mamma mia, se veniva questa La mi squadra veniva ha giù il faticato Michelotto non Stadium. poco per portare a casa il risultato. Prova Cagliari. Occhio ragazzi, Eccolo qui. occhio, Prova a occhio. passare la difesa, Il presidente con scavalcando la arroganza. palla in profondo. Prova la giocata nello spazio. Maurizio. C'è la palla lunga in Maurizio, calma Mauri. avanti. Allan. Callejon. Palla in out, si sarà rimessa laterale. C'è movimento lì a bordo campo. E Grande dunque- Checco, non ti ho letto, grazie Checco. Molto gentile Checco. Adesso piove al San Paolo. Attenzione al Bode, dobbiamo assolutamente vincere. Questa non ci sono né santi né madonne. Attenzione al Bode, il Bode vede benissimo Veneziano. Veneziano però è lenti, madonna, il Cume in un momento veramente difficile. Non ha proprio quella potenza che l'ha contraddistinto in questi anni, cazzo. Mertens la gioca a sinistra. Terence perde l'ennesimo pallone, si scalda Amedeo. Si scalda il piccolo Amedeo, deve entrare il piccolo. Il Venezia E la vecchiaia. ha messo 2 giocatori ammoniti in questa gara. Male. Allora esce Terence, un Terence veramente male. Negativo e mettiamo a piccolo Amedeo. E il Duca lo mettiamo qua. Il talismano perché il Duca... Perché batte Reina? Vedo movimento a bordo campo. Eh sì, ci sarà dunque un cambio fra qualche No, istante. Fiori. C'è un doppio cambio. Batte Reina, dobbiamo sfruttare questa cosa incredibile. Ci prende in giro il Napoli. No, va Venezia fuori, per ma non questo ci passaggio credo. che se ne va via. La cambia il piccolo Amedeo, speriamo. Porca il puttana. Napoli sta portando Api. un sacco di uomini in mezzo all'area. Eh sì, si stanno arroccando in difesa. Ma questa tattica concede Bisogna tanto pensare tempo anche alla agli avversari cessione. sulla tre quarti. C'è la cessione al prestito È una di carta che Francone. significa Vediamo perché che sicuramente ha mangiato giochi l'impossibile in quando stai vincendo e sei letteralmente in assediato dagli avversari che quest'annata. provano a dare il Veneziano prova un cross, ma Veneziano non sa farlo per crossare. periodi prolungati, Fabio, può essere pericoloso. Vai Bode e ci abbracciamo. Bode, ci abbracciamo. Maurizio, qualcuno deve metterla però. Pep, bravissimo Pep. Prova il filtrante. E il Bode è proprio una cosa un po' Passaggio difficile. Ottimo disimpegno, lo spazza via. Niente da fare, non vuole entrare la palla. Non vuole entrare. Poteva costare molto caro. L'allenatore non mi sembra molto contento di questa giocata. D'altra parte era stato bravo a crearsi l'occasione. Dai ragazzi, Doveva dai. sfruttarla meglio. Apicella, il presidente, vedere la carica che il presidente da Dubai. Il presidente avanza. Vuole la Bellissimo presidente Amedeo! No! Poteva essere il primo assist di Apicella su tiro sul primo gol di Amedeo. Cosa si era inventato Apicella? Non ci credo, non ce lo vogliono dare. Ma non possono concedere così tanto agli Non ci avversari. credo. Non ci credo, era gol. Non ci credo, era gol. Adesso Non ci Fabio c'è credo, molto era gol. movimento sugli esterni. Eh sì Luca, l'ho notato anch'io. Non ci credo, era gol. Bartolucci, crediamoci, si può vincere. Veneziano no, Veneziano fa una cosa veramente indegna. Palloni pericolosi in mezzo. Maurizio la tira con un po' di prepotenza, ma non va. Si è visto poco agile il trequartista. Fallo, calcio di punizione. Si è visto poco agile purtroppo. L'occasione della vita, sì. Venezia ora ha 3 giocatori ammoniti. Ultimo cambio a disposizione per mister Veneziano. Esce Veneziano proprio e mettiamo Barocco. Francone, sarà dura vederlo tanto in campo.
Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione Esce del un Come mister. veramente stanco. Ci manca poco, ragazzi, se non la vinciamo è dura per il campionato. Maurizio per Agi, dai Agi smentiscimi, dai Agi smentiscimi, Agi bellissimo per il Duca, il nostro talismano, talismanino Duca, il Duca la mette in mezzo, bene! Non ci credo, il Bode non ne approfitta, niente, non riusciamo proprio a segnare. Bartolucci lentissimo qua. Hamsik. Bella apertura. Qua Pep si fa un po', bravissimo, Pep però la recupera bene, il presidente lancia Amedeo, il Napoli è veramente messo malissimo, il piccolo Amedeo può sfruttare la sua velocità, il piccolo Amedeo, fallo sul piccolo Amedeo, brutto fallo su Amedeo che non ha commentato l'errore purtroppo. Può starci il cartellino che infatti arriva, giallo. Purtroppo il piccolo Amedeo, Little Wonder, non ci risponde dopo un errore che poteva essere un gol decisivo. Il Bode non si fida di tirare, Michelotto, Mauri. Conclusione pericolosa. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. Sprecatissima proprio, errore anche del mister nel dare le disposizioni, ma il Duca, sempre solo il Duca. Il Bode, anche il Bode male comunque, anche il Bode male. Proprio l'attacco malissimo. Maurizio sappiamo che nei passaggi non è proprio la sua arma di seduzione. Peppe, bravo, bel recupero. Abbiamo 4 minuti. Sto pareggio è pesante per lo scudetto. E qua ancora il Duca la recupera, ma che sfiga, oh. Dai, regalacci almeno un'altra occasione. Gioco Bartolucci. Il Barto vede il Duca. Dai, Duchino mio. Sono proprio arroccati. Maurizio, grande recupero di cuore per il Duca. Il Duca non ce la fa. Il Duca, bravissimo Duca. No, non l'ho toccato. Ma no. Che furto là. Dai. Cumulativo di merda. Niente, pareggio. Eccolo qua, Agi si incazza. Frustrato dal pareggio. Ammonito Agi. Cosa? Ma era già ammonito? No, Dio poi. No, non ci credo. Non ci credo. Agi non si è ricordato della munizione e viene espulso. Non ci credo. Non ci voglio credere. Qua il cuore rumeno, c'ho il pazzo. Ma porca puttana, siamo senza Eyman e senza Agi. Il Duca, l'ultima chance, ti prego, per vendicare Agi. Il Duca per Bartolucci, ancora una chance. Ti prego, qualcuno! Amedeo, no! No, Amedeo! Amedeo! Non ci credo. Non ci credo. Ha colpito molto bene il pallone qui. Non ci credo. Era il gol della vittoria. Ancora una chance. No, dammi l'angolo! Ma non ci credo. Vincitore, nessun gol soprattutto. Un po' deludente questa partita, devo dire. Dammi l'angolo, non ci voglio credere. Anche un po' noiosa. A entrambe le squadre si sono giocate la gara secondo le loro possibilità. Non ci voglio credere. Adesso è dura, 19-27. Adesso è dura. Purtroppo mi sarebbe piaciuto fare un double in campionato. Adesso è veramente dura. Amedeo ci stava regalando 2 volte il Sony, non ci scrive neanche più Amedeo. C'è la Champions col PSG. E Alexandro, la Agi comunque è un campione che però come il vero Agi, ragazzi, un pazzo, un drogato. Amedeo, potevi entrare già nella leggenda, ma è ancora morto, la morte di un uomo. Apicella stanchissimo, arriviamo al big match col PSG, messi male. Mamma mia, Amedeo non può giocare. Diamo ancora fiducia a Terence. Pep lo mettiamo ancora, che mi è piaciuto Pintus, così ho tempo di riposarci con calma. No, Maurizio in panchina. Agi gioca perché dopo è squalificato. Neanche il Duca non è in forma.
E stavolta entra Saidori. E ok. Vai. Vai. Porca puttana, razziale Gianpiccolo. Il campionato sarà durissimo. Adesso bisogna però blindare la Champions. Basta un punto e siamo tranquilli, penso. Vai. Terence, dai Terence, svegliati in queste partite. Terence, di solito in queste partite dà il meglio di sé. Attenzione Pep. Pep, bravissimo Pep! Non ci credo, non ne sta entrando mezza però, Terence. Peppe, bellissimo, ancora Peppe, Rocco! La Fashion Week non è ancora iniziata. Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Mamma mia. In area di rigore. Questo è il modo di attaccare. La classifica è 10-8-6 mi sembra, e 0. Gervasi, Rodolfo, per Zincaro, l'apprendista di Chopin. L'ha dato Ognin, che comunque ha fatto una buona partita col Napoli, è uscito per dare spazio al nostro talismano. Vediamo Sirotti che combina. Prova a saltare il centrocampo. Prova la giocata nello spazio. Attenzione Pastore, Pastore. Ottimo passaggio, deve dire. Bravissimo Pep. Cerca di mettere un pallone interessante in area. Vuole la profondità. Ottimo. Il Togno. È la quinta giornata, ne mancano 2 ragazzi. Serve anche il Cume però, perché il Cume è veramente in una condizione non meravigliosa. Attenzione Terence, eccolo qua, il nostro effetto Serra. Effetto Serra la dà Rocco. Ah, Barocco purtroppo, lo stilista. No, che sfiga, ma non ne sta. Non ne va una, non ne va una. Marco Verratti. Nessuna delle due squadre. A Francone potremo dare un'altra chance prima di decidere il prestito. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Veneziano, il Cume. Dai ragazzi, però dai, sveglia. Abbiamo vinto al Parco dei Principi, mi sembra. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Pep prova a fare un cambio gioco per Terence, che di testa la prende bene. Agi, un po' criticato dalla stampa, non per il suo talento, ma per la troppa pazzia e il fatto che nei momenti topici perde la testa e non scherza mai, perché lui non scherza. È Alexandro, ecco Alexandro. Questo era falletto però, porca miseria. Bravissimo il Tonio che la dà a Sidoti. Concordo Sidoti, il Cume! No, palo! Gol, gol, gol del Cume. In Champions League il Cume c'è, grandissimo Cume, gol di rapina su bellissimo tiro di testa. Vinta pin, 1-0. Bello il cross di Sidoti. Prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. E c'è il gol, porca miseria. Tognin. Cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. Terence, ricordo ragazzi che l'obiettivo è vincere tutto con il Venezia, ma non voglio vincere uno scudetto, uno di tutto. Voglio diventare la squadra che ha vinto più Champions League nella storia. Cross in arrivo. Rocco, mamma! Questo Alexandro, ragazzi, quando pennella così sono dolori. Questa è una grande parata. Devono fare molta attenzione Agi. ai calci piazzati. Questa squadra può contare su giocatori molto abili nel gioco aereo. Concordo Sidotti, peccato. Cerca la profondità. Meno male che il Cume l'ha messa. Attenzione Terence. Terence. Te la fare Terence a qualcosa che non va. Pep. Tutto bene fino però Giangrosso. Zincaro. Per Agi. Eccolo Agi. Prova un gioco difficile, peccato, non era semplice. Ecco Chicco, grazie Chicco. C'è Chicco, ciao. Cerca spazio. Attenzione, Fashion Week. E ora deve concludere. Mamma mia, poesia in movimento Agi per poco. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Terence rimpallo, neanche fortunato il nostro effetto Serra. Marco Verratti. Il nostro Willy Wonka per gli amici. Prova il filtrante. Attenzione Yuri. È libero.
Si libera la grande. No, che culo. Neymar. Mamma mia, di Aveva poco, spazio meno davanti male. alla porta, grande occasione fallita. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a 2 passi dal bersaglio. Ah, porca miseria. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Attenzione il Tonio. Il Tonio per Concordo Sidoti. Concordo Sidoti. Continua ad Concordo avanzare Sidoti. verso l'area. Saedori. Il pallone a centro area. Agi. Conclusione. Mamma mia, il rumeno. Ottimo disimpegno. Zincaro, l'apprendista. L'apprendista. Mamma mia, riprende palla il Tonio. Il Tonio per Sidoti. Terence! Madonna, è tornato! Guardate la rabbia di Terence! Che ma non esulta! Tutti lo ricorrono! Le partite di Terence. Eccolo qua! Effetto Serra Terence! Bel tiro di tanto di Zincaro. Bene nello spazio e ha concluso con Bellissimo, fermezza. Tonin bravissimo. Sidoti fa l'assist e Terence con un gol veramente da campione l'ha messa. Questo è per i prossimi best. Mamma, che gol! Ricorda Raggi che non è nei best di Pasqua, ma nei best del prossimo, perché per chi non lo sapesse. Mamma mia, grandissimo comunque Sidoti, che si conferma nell'anno dell'Europa League, che ha fatto una stagione da fenomeno, un grandissimo giocatore. Ma Terence l'ha messa proprio d'arroganza. Bravissimo, Terence esulta, cazzo, sei tornato, questo è un gol da campione. Contro il PSG poi. Passaggio in avanti. In Champions stiamo andando bene per il momento, Zincaro, Sidoti, Veneziano, bellissimo, giocata per Marocco! Bel pallone in profondità, ma non è stato sfruttato al meglio. Ha dimostrato una grande visione di gioco. Un passaggio fatto con il contagio. Mamma mia. C'è mancato poco. 9 tiri a 1, stiamo giocando, peccato col Napoli veramente. Riesce a determinare da solo. Veneziano, tacco sublime, la dà Terence, Terence sembra rinato dopo il gol, Terence. Tonni di testa, insomma, fa quel che può. Senza troppi complimenti. Sidoti, Concordo Sidoti, che ha proprio questa ambizione di voler dimostrare di essere il più grande terzino sinistro del nostro calcio. Sidoti. Qua Sidoti ha fatto un cross un po' curioso, mamma. Pallone fuori. Sidoti show. Pastore, pallone morbido verso la fascia. Grizzly, bravo Grizzly che non ha fatto niente. Pep, visto che l'azione era Pep, Agi, Pep, peccato. Di Maria. Angel Di Maria. Mi sembra che siano ecco Alamos. Adesso. Senza dubbio. E tu che ne pensi? Ecco Alamos, un giocatore che mi è dispiaciuto tanto vederlo partire, ha voluto intraprendere una carriera da un'altra parte. Mai capito Alamos, un giocatore che a sinistra poteva essere veramente una tripla faida, perché è un altro bel giocatore che però ha preferito cambiare area. Questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da qua su è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma. Ottimo intervento di copertura. Neymar prova a passare la difesa, scavalcandola col pallone profondo. Cross di Neymar. Mamma mia, qua Mito, sì e no, meno male, Giangrosso salva la baracca. Prova il cross in aria ed ecco il colpo di testa. Non vedo l'ora di rivedere Eyman, però mi manca Eyman in campo. C'è manca quel piccoletto che da solo ci ha illuminato, anche se ha fatto insomma un anno e qualche mese di adesso bruttino, però quel gol. E io lo dirò sempre. Ma farò anche io dei speciali tipo Eyman, proprio per onorare Eyman. E c'era uno speciale Come Buffa racconta il gol di Eyman, la cosa più bella dopo il pene del Cume. Il Cume fa qualcuno ha preso una cosa un po' difficile. Palla allontanata senza troppi complimenti. Facciamo qualche cambio per dare un po' di respiro. Entra Pintus, così un po' di minuti. Diamo un po' a no, lo mettiamo però qua. Francone. E no, però c'è Agi morto, la morte di un altro uomo. Chi metto però? Maurizio, proviamo Maurizio. Si libera la grande. Pep, Terence,
Veneziano. Cerca la Veneziano per profondità, Barocco. Barocco la dà a Terence. Terence si sente gasatissimo. palla al centro. Peccato. Nessuno dei compagni poteva arrivarci. Rodolfo. Bella palla ad allargare il gioco. Occhio ad Angelo Di Maria. Se ne va. Ottimo Salta sui dribbling. doti. Di Maria salta tutti sui doti. Pericolo. Ma c'è il Gerva, no? Giovani. Mamma mia. Ha sprecato per la verità una grande opportunità. Qui ha avuto troppa fretta. Quelli che per entrare in squadra devi stare nelle live sempre dello Zoccolo Duro e fare come ha fatto Polè Mangai, uno dei fondatori dello Zoccolo Duro, donare 7.000 euro. Se doni 1.000 euro al settimana potrai entrare nella squadra. Fai come Eyman. Ha deciso di aumentare la Per conoscere Eyman il numero è Sì, 555 proprio 48 27 Credo 3. vogliano Emozioni limitare i forti. danni Vai, sui Eyman cross Gai. e le palle alte. Alice Beck, attenzione. Gli uomini in mezzo all'area di rigore. Per la serie la sicurezza non è mai troppa. Mauri. Manca però il gol di Mauri, che almeno un golletto ce lo fa sempre Mauri. Eccolo qua il nostro Nasdaq che rientra e già lo ammazzano. Calcio di punizione. L'arbitro gli si avvicina, può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Terence. Pintus. No, qua Pintus ha provato una giocata, viene del miglior Conquista la Pintus. palla. Il portiere la calcia lontano. Zincaro, Mauri. Devo anche sentirlo Eman in privato. Quando un po' di tempo ci sentiamo Eman su ski. Cavalli Dai. dimostra di saper fare anche il difensore. Nel calcio di oggi ormai tutti Rocco. gli allenatori No, chiedono c'è questo tipo Francone. di sacrificio agli attaccanti. Prova a metterla subito in aria. 89esimo. Cerchiamo di non Ottimo prenderlo intervento. Terence. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. No, Mauri. Chance per tirare. Mamma mia. E anche stavolta Ecco Gervasi. incredibile. Il Paris Saint-Germain si propone spesso in avanti in cerca del gol. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. Grande Checco, grazie, anzi Checco sei stato gentilissimo, mamma mia, meno male. Grazie Checco. Maurizio festeggia, non ha fatto un cazzo ma festeggia. Anche Barocco scivola agli ottavi, forse anche da primi. Bene, questa è una bella soddisfazione veramente su un girone non difficile, però c'era il PSG, l'ha battuto 2 volte. E non siamo ancora, cazzo, incredibile, il PSG fuori, in realtà il Benfica ha ancora una chance di sottrarci al primo posto, ma Dio madonna. Ecco Borgia, ecco Lucrezia Borgia, la pazza, Lucrezione. Ciao Myrix TV. Campioni del cuore, che bello sarà. Venezia, Chiavo, Verona, questo è fondamentale per ricominciare il discorso scudo. Sì, ma il gol di Terence, ragazzi, veramente un gol degno del porco. Gai è ancora morto, ragazzi, la morte di un uomo, la morte di Gai. Allora, mettiamo l'Arcangelo. Venezia non deve riposare, ragazzi, perché sennò veramente non ce la fa. Per mettere Francone, diamo una chance. Amedeo ancora fuori forma. Così chiaramente espulso il nostro Rumenone. A Piccella è andato. Diamo la fascia di capitano. Guarda, la diamo a Mito, cazzo, che la merita anche lui. E però voglio mettere il Duca dall'inizio. Vai. Il palmarès è una Team Cup, una Europa League, una Supercoppa Europea, uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, Buon divertimento a te e a tutti gli appassionati che amano questo grande sport. Ok, Tonino arriva dopo. Eccoci, si comincia. Il Bode. Vediamo Francone. Francone ti do una chance, scrivimi, spiegami che devi far bene. Terence subito, Terence! Non ci credo, Francone ti prego! No! Se torna Terence, ragazzi, credo nel trouble. Il Duca, ecco il mio Duchino, ecco il mio Duchino, ecco il mio Duchino. Quanto è bellino il mio Duchino. Con quella vocina poi veramente è molto forbito il Duca. Sono intelligentissimo il Duca. Bartolucci.
Lo mette fuori. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Attenzione il Barto. Palla in out, Il Barto è bravo ci nel sarà prendere da rimessa quelle mani. laterale. Bravo Barto. Il Duca. Tocca Il verso Duca il centro. geniale. Il Duca è proprio geniale, c'è poco da fare. Ecco l'Arcangelo. Ecco l'Arcangelo. L'Arcangelo, un tiro un po' beffardo, che l'Arcangelo ha un potenziale incredibile. Se quando viene fuori, cioè ci sarà, come si dice, l'evoluzione di Arcangelo, saranno cazzi per tanti, ve lo dico già. Il Bode, geniale, il Bode! Il Terence! No, Terence, no, che stop della minchiona. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Sì, hai ragione, non sento poco Agi, però Agi deve parlare di più, Agi. Gli hanno appena dedicato un video bellissimo. Il Bode di rabbia, Paolo, sceno di Paolo. Mamma mia, San Paolo Bode, mamma mia, che palo di arma letale, che cacchio però. In campionato siamo veramente sfigati, l'Arcangelo, stiamo giocando bene, che calcio l'Arcangelo! Prova il tiro al volo. L'apprendista di Chopin si trova questa dal gol in The World, non come quello di Agi, ma quasi. Palo scandaloso del Bode, però sfortunato il Bode. Tentativo di Pintus. passaggio lungo, poco preciso. Capitano Pintus. Pallone morbido verso la fascia. Buon intervento difensivo. Il Duca bravissimo per il Barto un passaggio un po' curioso, ma arriva comunque al Duca che fa sempre la cosa giusta. Bravo Duca. Birsa. Siamo sfortunatissimi, il Bode ha fatto un tiro, ragazzi, mamma mia. Giangrosso, ormai Giangrosso veramente si è preso a suon di prestazioni veramente la fiducia della squadra e del mister. Grande Grizzly, che ormai è un veterano anche Grizzly. Zincaro. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Terence, bravissimo Terence per Arcangelo. La dà il Bode, il Bode anche questo geniale. Interessante questo, peccato. Palo vergognoso, sì. Dai Bode, cross e s'abbracciamo. Non si vede Francone. Il Duke! Mamma mia, ma quanto è bello quest'uomo! L'over al più basso, ma ragazzi, questo è un fenomeno. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Terence, no, domani Fiori non ci sarà la live perché Prova la giocata nello spazio. c'è il compleanno della Chiaretta che è domani. Terence, non ci credo. Siamo veramente in campionato, siamo di una sfigataggine, se lasciatemi il termine, clamorosa. Cerca l'uomo là davanti. Rodolfo, bravissimo Rodolfo, la dà al Barto. L'apprendista. L'apprendista! Madonna, l'apprendista! Cosa mi ha preso? Sicuramente non una parata semplice. È incredibile la sfortuna che abbiamo in campionato dopo lo scudo vinto. Non me ne basta, non ne voglio almeno 10. L'Arcangelo ancora! Ma basta! Non ci voglio credere, anche l'Arcangelo era gol sulla linea. Zincaro, è un dominio, ma è vergognoso, Zincaro. Terence a vuoto, il Bode, ma dai! Ancora l'Arcangelo. L'Arcangelo fuori di niente. Ha colpito con grande rapidità. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. 10 tiri a 0, ancora 0-0. Cioè, vergognoso il Bode. Il Bode deve cercarsi Francone, è l'unico che non ha ancora fatto niente. Francone va in prestito sicuro perché deve veramente farmi una prestazione da fenomeno. Non mi scrive niente. Male Francone, neanche un'azione finora. 10 tiri a 0. Terence ancora per il Bode. Terence, fallo. L'Arcangelo ancora, basta. No vabbè, cioè, è grottesca la cosa, Il portiere la calcia lontano. È grottesca, ancora miracolo sull'Arcangelo. Secondo bene anche l'Arcangelo. Radovanovic è male, vergognoso tutti questi errori però, Zincaro, giocando benissimo Zincaro. Beh Fabio, so che ci sono diversi club disposti a investire. Primo tempo che si conclude dunque qui. Verso la fine del tempo hanno giocato alla grande e questo potrebbe infondere loro coraggio e consapevolezza nei propri mezzi. Se entrano in Ma campo che il portiere non lo so, non lo voglio fare sapere. un grande secondo tempo. Abbiamo ancora veramente 45 minuti perché se non vinciamo questa veramente addio sonni di gloria in campionato. È anche giusto onestamente, ci siamo mangiati l'immangiabile. Il Bode, il Bode malissimo sto passaggio, veramente bruttino.
C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo. Stepinski, Sono riusciti Stepinski, a concretizzare Gervasio al primo il volume di tiro, gioco e le occasioni Pintus, create. Grizzly, l'Arcangelo, un dominio, In superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. non deve entrare il Cume, ragazzi, perché sarebbe veramente vergognoso se va a far entrare il Cume morto. Nasdaq, oh, Francone attraversa il Bode, non ci credo, no vabbè. L'Arcangelo, no, basta! Ma dai. Un'autentica parata d'istinto questa. Ma dai, che sfiga, oh. Ma per piacere. Dai, ma non è possibile. Non è possibile. Il Chievo Verona ha offerto un'ottima prestazione Non è nell'ultimo possibile. incontro, soprattutto dal punto di vista Non è possibile. Sì, ha preso delle Adesso lo decisioni prendiamo che nessuno anche. si aspettava. Non È ci stato credo. molto coraggioso e il suo Bravo, coraggio alla Mito. fine ha pagato. poteva finire Lento in modo Bartolucci, davvero lento diverso, Bartolucci. una scappata bella. Un intervento Molto lento qua il fondamentale. Barto. Erano in inferiorità numerica. In questo momento doveva Sidotti è essere il tutto leggermente in per tutto, vantaggio su ma ce l'ha Bartolucci, devo fatta. essere sincero, da mister lo devo dire. Si riparte con un fallo laterale. Pareggiamo questa dalla fine, ragazzi. Adesso io se sono costretto a mettere il Cume, cioè a mettermi in campo da mister, mi incazzo perché sono stanco. Sono veramente stanco. Se gioco oggi direi che veramente la squadra è indegna perché stiamo mangiando l'impossibile. L'Arcangelo, lunga. Appoggia il pallone largo con eleganza. Pintus, bellissimo intervento di Pintus. L'Arcangelo, dai, cazzo. Ma Francone dov'è? Francone andrà in prestito, ve lo dico già. Delusissimo da Francone quest'anno. Deve veramente farmi il miracolo per farmi cambiare idea. Per un prestito di 6 mesi. Il Bode, per qualcuno in mezzo. Oh, il Duca, sempre questo stronzo del Duca. Su grandissima azione del Bode, ma il Duca, ragazzi. Il talismano l'ha messa finalmente. 1-0. Geniale l'assist del Bode, veramente. Ma il Duca ha fatto, come sempre, la cosa giusta al momento giusto. Semplice gol e Ci sarà vaffanculo. dunque un cambio fra qualche istante. Grande Duca. Grande, come sempre il Duca. Come sempre, 79 di over, la ricordo, a tutti C'è noi. molto tempo, la partita è ancora aperta. L'anno d'oro del Duca. L'anno d'oro del Duca. Questo è sempre fatto bene, ma quest'anno sembra l'anno di grazia. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Giangrosso, se continua così si merita anche la nazionale inglese, il Il Duca. fisico e conquista il pallone. Pucciarelli cerca spazio. No! Ah, ecco. Azione fallosa, nessun dubbio. Il talismano, sì. Secondo soprannome è talismano. Cos'è? No, vabbè. Bartolucci. Prova a verticalizzare. Vai Duca, prendila, che roba tua, Duchino, bravissimo Duchino. Il Bode. Il Duca se ne va, il Duca è veramente galvanizzato. Il Duca. E la difesa Solo stenta Francone il proprio pericolo. non c'è. Bartolucci cosa fa? Qua il Barto non si è capito bene cosa volesse fare. Arcangelo. In questi casi Oggi bella partita dell'Arcangelo, proprio sono sfortunato a non segnare per il momento. Il Bode bellissimo per il Duca. Ancora il Duca, qualcuno in mezzo, dai Francone, gol. Ma porca puttana, Francone, però, cioè veramente non segni mai, cioè quest'anno è una roba. per esempio ti può Oh, il primo anno Francone, robe incredibili, fenomeno, Se di ti qua abbassi di là. troppo, lasci molti spazi Mamma davanti che gli avversari possono sfruttare, ad esempio colpendo dalla distanza. Che delusione, che delusione. Veramente delusione Francone, che adesso lo mandiamo in prestito per 6 mesi. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Uno a 0 tirato con 200 tiri in porta, però, ma male da questo punto di vista. Il Bode, La sua palla recuperata. il nostro Duchino, standing ovation. Il Bode, Bella serie di passaggi. Rocco, la Fashion Week. Anche Rocco comunque non sta facendo cose esaltanti, però leggermente meglio di Francone, sì. Ricordiamo che Barocco ha vinto la Champions asiatica, quindi è un giocatore, insomma, Ottima copertura qui. ha una grande esperienza. L'Arcangelo, grande prova dell'Arcangelo, mi è piaciuta. L'Arcangelo per Amedeo, il piccolo Amedeo. Quanto meriterebbe il gol il piccolo Amedeo? Amedeo. La difesa riesce a spezzare l'azione. Bartolucci. Oggi Bartolucci non mi ha esaltato. L'Arcangelo. Bartolucci purtroppo
Deve essere iper in forma per dare tutto il suo... Quando è iper in forma è un treno devastante. Ci sarà rimessa laterale. Ogni tanto zoppica un po'. Però sempre un gran giocatore, eh. Stiamo parlando comunque di giocatori sopra la media di tanto. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Cross in Il mezzo. Duca. L'arbitro Fallo. non ha dubbi, calcio di punizione. Tognin sempre bello da vedere comunque. Bartolucci, bravo per il bode. Bell'intervento. Però la perdiamo malino. Lucas Castro prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Il Venezia aspetta solo il triplice fischio dell'arbitro. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. 1-0 non mi va però, dominando così. Il piccolo Amedeo, Lethal Wonder, peccato. Pochissimo tempo a disposizione. Prova la giocata nello spazio. No, adesso, Intervento Bravo, al limite. bravissimo Non gli è sembrato Nasdaq. regolare. Che sfiga sul rimpallo. Goppi. Vinciamo 1-0 a fatica, ma vinciamo. 1000 tiri in porta. Vittoria davvero fondamentale per il futuro. Fondamentale sì, Magari però non che cazzo. spettacolare come in altre Bravo occasioni, Duca, ma come insomma, sempre, il numero basta 1. l'1-0 Viva il per Duca. portarsi a casa Viva. il risultato. Ci Il hanno super messo Duca. tutto il primo tempo a prendere le misure agli avversari, ma nella seconda metà della gara hanno colpito in modo implacabile. Vediamo, accorciamo le distanze. Guarda che classifica corta, siamo a -6. Molto molto bene. Ci voleva questa. Andiamo a mandare in veneziano, anche se non lo merito. Il Duca sì, io non lo merito sinceramente. Grazie Alex Next ABC, nuovo giocatore, nuovo ragazzo, grande Alex, grande. Adesso c'è Venezia-Benevento, altra partita da vincere, vamos a sfruttare questi 2 turni casalinghi con 2 squadre veramente alla portatissima. Polema Angari è tornato, Emo, so cazzi ragazzi, me lo sento che Eyman torna e torna il fenomeno che è sempre stato. Intanto mettiamo la titolare, che dopo chiaramente verrà cambiata in base a quello adesso la titolare è questa. Questa è la titolare, con Giangrosso che merita assolutamente. Bode Francone, ok. Anche sarei un po' tentato da provare l'attacco a una punta perché con Gervasi, con Gervasi, io a sto punto la proverei perché comunque abbiamo tanti giocatori forti adesso a centrocampo. Tanto Francone va in prestito. L'Arcangelo mi è piaciuto, c'è anche Amedeo che per me può farlo ruolo molto veloce. Intanto mettiamo l'Arcangelo, però cambierei modulo. Vediamo come andiamo. No, se andiamo male torniamo al modulo nostro. No, ho sbagliato, però aspetta. Ma dopo le trattative Sidoti lo vuole la Fiorentina, ma Sidoti è blindato Sidoti. Blindato Sidoti. Francone, prestito al Deportivo La Corugna. Va bene. Ok. Pep lo vuole il Santos, anche no. Gervasi lo vuole il Gremio, anche no. Il piccolo Amedeo lo vuole la Roma già. Mamma mia, ma Amedeo. Sto Amedeo la prende veramente in considerazione. Sto Amedeo, fioi. Tanta roba. Il Kuma rinnovato, poi non mi ricordo più. Ok, perfetto. No, Bartolucci non può andare perché siamo troppo scoperti. Bartolucci, per piacere, non cominciamo con queste faide. Cioè, finché la faida per la supremazia tra i due mi piace perché crea forza tra i due. Ma la faida concessioni non esistono. Ok. Questo non sta titolare che Zencaso giocano benissimo.
Bartolucci non si vende, ragazzi, non stiamo Caloroso saluto scherzando. a tutti voi. Siamo Bartolucci e in attesa Sidotti del sono inizio. incedibili in questo Ancora momento, un tutti e po' di due. pazienza e si Vai. comincia. Il Dai Venezia Bartolucci, deve essere uno stimolo per Benevento. migliorarti, cazzo. Un saluto a tutti da parte di Fabio Caressa e Luca Marchegiani. È tornato Guy, è tornato Guy, guardatelo, guardatelo. Io però ho un debole per Guy, non voglio fare preferenze, sono il mister, però porca puttana. È lui che ha inventato lo zoccolo duro, cazzo. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Adesso vediamo Sidotti. No, non ci credo, no, col Benevento, no, Iammello, bravo Mito. E Sidotti, non gasarti troppo perché, cioè, non gasarti, fidati, concordo, stai Sono buono. riusciti a fermare un'azione Veneziano. decisamente pericolosa. Quando sei in Veneziano in inferiorità difficoltà numerica, comunque. devi essere deciso, Cioè, dopo non tanti puoi anni da pensarci fenomeno ci troppo. sta Non anche un sono anno messe leggermente meno. esitazioni. È stato veramente bravo e ha evitato un gol quasi certo. C'è il cross. Bravo. Sidotti. Tognin. Il Venezia ha L'Arcangelo vinto per entrambi gli concorsi scontri doti, con questo avversario molto la scorsa galvanizzato dalle stagione, parole del vediamo se mister, ma quest'anno deve riuscirà a comunque ripetersi. dimostrare, Continua ad perché andare, palla al piede. Bartolucci è un suo degno compagno. Attenzione subito, non ci credo. Non ci credo, assist sublime di Sidotti, il veneziano spreca, non sono errori da veneziano questi però, Tognin, stiamo giocando veramente un calcio meraviglioso, Alexandro. Eccolo Agi nella sua posizione, quando Agi nella sua posizione fa cose sublimi. No, non è vero! Che assist che aveva fatto. Alzato la bandierina, è fuori gioco. Peccato, fuori Ottima gioco. chiamata. Era davvero difficile vederlo questo fuorigioco. Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Scusate un attimo. Un attimo, scusate. Ok. Sì, palla sublime di Agi. Lontano. Veneziano, vediamo se l'isolato può dare i problemi, però comunque un attaccante fenomenale. Il veneziano! Mamma mia, subito missile. Bravo Cume, Cume roba tua, gol. E il Cume zittisce quei 2-3 che cominciavano a dire che forse si era montato la testa, era diventato forse troppo prima donna. Subito il Cume, 1-0, Ecco silenzio. cosa succede a lasciare spazio in area a un giocatore come lui. Ma perché nessuno l'ha marcato? La difesa poteva fare molto, molto meglio. Mamma mia, il Cume subito di rabbia, di Chi prepotenza. altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Attenzione. Il Veneziano. Venezia ultimamente può contare su una difesa che Agi. raramente concede spazio agli Peccato. avversari. Sì, il Cume è il miglior giocatore C'è la palla europeo. lunga in avanti. Questo sì che è un Palla premio lunga a da cercare il compagno in da avanti. palmarès. Veneziano, se ne va il Cume per l'Arcangelo, peccato, l'Arcangelo sì, mi migliora leggermente in velocità, diventa veramente un giocatore spaziale. Io ve lo dico, queste sono le sensazioni come ne ha scoperti i giocatori, lo sapete, ci sono le serie che parlano per me. L'Arcangelo è un'altra mia scoperta, questo può diventare un fenomeno, speriamo. Palla giocata alta sulla fascia. No, non ci credo. Prova il volo. Mamma mia, Mito, ti amo. Cosa ha fatto qua Benevento? Dobbiamo stare attenti a quello qua, Agi. Poesia in movimento, Agi. Fa un assist. Degno di nota, il Cume non ci arriva per poco. Spezzare l'azione. Agi, però la recupera. Madonna, Agi, giocatore a tutto tondo ormai, Agi. A tutto tondo, Agi. Ancora Agi che la recupera. Se mi si calma un po', non prende un'espulsione a partita, diventa anche lui un giocatore da pallone d'oro. Agi, ancora sublime, Agi. Qua sta brava la difesa del Benevento, ogni tanto anche loro fanno qualcosa. Pallone intercettato tempestivamente. Eyman Gai. L'azione poteva diventare Eyman davvero Gai, voglio pericolosa. Eyman, lo voglio. Pretendo Gai. Bravissimo, Gai. Vuole la profondità. Sì, se smette di drogarsi è vero, Lavorano bene, concordo. e alla Purtroppo fine riescono l'Arcangelo ha anche a quello di spezzare la problema. manovra degli avversari, chiudendo Api. loro la porta in faccia. Prova la giocata nello spazio. Occhio, roba nostra. Ottimo intervento di copertura. Mito la butta su. Ottimo disimpegno, fondamentale. Poteva essere un contropiede L'Arcangelo, interessante bravo questo. Arcangelo. Peccato. Lungo passaggio. Un passaggio un po' pretenzioso. Api ancora sublime per il Togno. Il Togno molto buono per Veneziano. Bravissimo il Cume. Sidotti la mette in mezzo. Mamma mia. Opzioni in area di rigore. Ha crossato proprio male in questa situazione. Bartolucci
Non voglio leggere questi messaggi. Ricordati che c'era Tognin che era finito come giocatore, guarda come si è ripreso. Per piacere Bartolucci. Che poi non è che devi riprenderti, stai giocando bene, però in questo momento si doti a qualcosa in più. C'è la Tutto palla qua. lunga in avanti. Bravissimo Agi ancora, sublime Agi per ma queste sono le giocate di ma quando si gira così. Arriva il Madonna quanto fischio lo amo finale quel di questa bimbotto prima frazione di meraviglioso. gioco. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. 1-0 al termine di questa prima frazione. Mi piacerebbe leggere il cazzo Amedeo, scriveva di più quando non era in squadra, incredibile la storia del piccolo Amedeo. Il Venezia deve scegliere che strategia adottare ora. Il reprise di Chopin, grande momento anche di Zincaro, veneziano. Intervento folle in area di rigore. Rigore! Rigore! Calcio di rigore! No ragazzi, no Fioi, no Fioi. No ragazzi no. No ragazzi no. No ragazzi no. No ragazzi no. No, qua voglio 1000 euro. Qua li voglio. Primo rigore, voglio 1000 euro. Li voglio. I rigore! Rigore! E lo facciamo battere al presidente, cazzo. E lo batte il presidente. Rigore! Calma. Aspetta, calma. Rigore 1000 euro. Voglio 1000 euro. Li voglio i 1000. Li voglio. Voglio 10.000 euro in gettoni d'oro da spenderti quanti imputtare. Ti prego, il rigore. Oddio. Non è vero. Ti prego adesso ragazzi, se segna Api voglio la chat di Telegram riempita e di screen sul gol di Api. Speriamo, cazzo. Speriamo. Calma, come si batte non lo so. Vi prego, se segna Appi, Michelotto, scatenati sulla chat di Telegram. Ti prego, Appi, ti prego. Ma no, il primo rigore! Ma porco diavolo! Agli 11 metri è veramente il colmo. Ma non ci credo! Non lo so! No, non ci voglio credere. Errore di Apitella. Arriva direttamente a lui. Il sogno svanito di vedere lo screen col gol di Api. Non ci credo. No! Mamma mia, ma che cazzo! Non ci credo, no. No! Grande mito. Che zappata di Api, Dio santissimo. Se ne va. Prova il filtrante. Ha spazio sulla fascia. Beh, Michelotto segna lo stesso, rigore di Apicella sbagliato, perché si fa una risata al nostro presidente. Nessuno è riuscito ad arrivare. Mamma mia ragazzi, stavamo rischiando di prendere anche gol su una cagata oscena. Fioi, mamma mia, siamo veramente dei rincoglioniti, veramente tanto. Reduce da una prestazione deludente. Che i tifosi della stampa. Il veneziano si è guadagnato il primo rigore comunque, bravo Cume, questo era pallone d'oro, cazzo. Io Fabio solitamente... L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Io aspetto Michelotto che mi conferma tutti i suoi messaggini perché è una roba comunque epica, però peccato l'errore, mi spiace tanto perché lo meritava più il gol. Invece una zappata colossale. Cerca spazio. Si riparte con un fallo laterale. Incredibile. Abbiamo visto una cosa che è veramente irripetibile. Il primo rigore. Palla in out, ci sarà rimessa la... Siamo riusciti anche a sbagliarlo, cioè che belli che siamo. Non siamo più concentrati però, siamo solo 1-0, io lo ricordo. Zincaro, veneziano che si è guadagnato un rigore che è leggenda ormai. Arcangelo, vai Arco. Prova a verticalizzare. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Zincaro. Gai, bellissimo piccolo Gai. Prova a passare la difesa, scavalcando. C'è fatica però, c'è molta fatica. Non capisco sinceramente. No! Ai, Puskas, bravissimo Era Mito. troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Api. Eccolo Gai. Gai, madonna, quando si gira così mio Gai.
Mamma mia, il mio... Oh, no, Gai, show. Qua forse ha preteso un po' troppo, però va bene, dai. Prendiamo tutto a Gai. Allora, sostituzioni. Esce un Arcangelo stanco. Proviamo Amedeo. Mettiamo il Deduk. Togliamo Agi e mettiamo Terence. Prova a servire il compagno sulla fascia, ma non ci può arrivare. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare le sostituzioni. Ragazzi, bisogna vincere. È arrivato anche l'Arcangelo. E quando arriva l'Arcangelo, abbiamo parlato prima di un giocatore che può diventare un fenomeno, ma che la droga lo sta un po' rovinando. Alto e lungo sulla fascia. Ecco Luca Regina. Presidente. Appoggia il pallone largo con eleganza. Bisogna vincere però tutta 1-0, Fioi. Cioè, veramente dove sono finito l'attacco omicidiale delle Venezia? Sulla corsia di sinistra. Bravissimo Api. Bravissimo Gai che la dà Nasdaq. Nasdaq. Apicella ancora vuole riscattarsi dopo il rigore. Apicella, tutti contro Api. Si libera la grande. Mamma mia. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però E ancora Gai che la recupera. e intercetta opportunamente. Noi la perdiamo e recuperiamo e la perdiamo. Prova a saltare il centrocampo. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Occasione per il contropiede. Se ne va. Pintus. C'è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. Prova un traversone dalla tre quarti. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Fantastico pallone filtrante di prima intenzione. Dai che aveva ragazzi, colto chiudiamola, tutti alla chiudiamola, sprovvista. vinciamola e basta. Peccato che il destinatario fosse in fuorigioco. Ottima Veneziano pressione la sponda, sua. Palla così recuperata. così. L'apprendista. Questa versione è molto l'apprendista in questo periodo, eh. Bellissimo. No, è palla piena, dai, vabbè. Vabbè, qua devi riscattare il rigore stato dopo 102 anni, ammonizione, vabbè. Amedeo, vediamo Amedeo cosa combina. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo. È giallo. Ciao G sono. La vittoria è nelle loro mani, aspettano solo Amedeo. il fischio dell'arbitro. Little Wonder, bravissimo Little. Palla in profondità sulla fascia. Il Duca, vediamo se fa qualcosa anche questa volta, è Intervento, stato veramente l'arbitro pochi dice minuti. che non è fallo. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Il presidente ancora di gran carriera. Il pallone. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Meno male che ha segnato il Cume, ragazzi, madonna. No! Devo fare il fallo per forza. L'avversario al fallo. Sidotti ha fatto bene qua. Sidotti, incazzato nero Sidotti. L'arbitro Monito Sidotti ha fatto benissimo perché andava in porta praticamente. Giallo. E intervento che provoca una rissa, attenzione, l'arbitro deve essere bravo a portare la calma. E No! il compagno. Mamma mia. Vinciamo. Dice che può Ciao Luca bastare Tapp. una grande compattezza difensiva e un solo Luca scudo Tapp, davanti. ragazzi. Luca Tapp Questo c'era. è Viva bastato Tapp. a vincere la partita. Hanno costruito questa vittoria nel primo tempo e poi sono stati abili Io- a gestire la gara fino alla fine. Aspetta, intanto ragazzi ci tengo un attimo che non ho voluto far prima insomma sì, ecco, dare un pensiero per il grande Fabrizione Nazionale che era un idolo per me perché uno dei miei programmi preferiti da piccolo è stato Scommettiamo che, poi ho Toy Story, uno dei cartoni preferiti. Tanto che insomma veramente un conduttore gentiluomo che ci ha lasciato troppo presto, veramente un abbraccio alla famiglia per quello che può servire e niente, ci tenevo a dire questa cosa, ecco così. Comunque dai, buona vittoria, adesso c'è proprio la Juve. Meno male, è andata bene per fortuna. Allora, vediamo un secondo. Mettiamo Pepe, facciamo riflettere Pintus, Sidotti è stanco, mettiamo Bartolucci, Amedeo, diamo un po' di riposo anche ad Agi, Francone mettiamo il secondo tempo
E qua va bene così. Andiamo un attimo una cosa. Ok, un attimo solo ragazzi. Sto guardando la moda di api. Bene. Vai. Buonanotte Guccioni. Ciao caro. Vai raga, altra partita da vincere anche se questa è dura, eh. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare Vai. la loro comparsa sul terreno di gioco. Gai ci prova. Oggi si affrontano Venezia. Ricorderemo sempre quel gol di Gai anche di te. Gai è quello dei gol magici. Quello è Gai, che comunque si presterà a vincere il best goal. Non vedo l'ora di vivere questa partita con voi. È abbastanza oggettivo, insomma, è giusto. Visto che anche il gol scudetto, oltre che essere uno dei gol più belli della storia del Venezia. Credo Paolo Dybala. Amedeo. Amedeo. Su tutto il fronte offensivo. È molto veloce, dotato Zincaro. di un controllo di palla fuori dal comune. Amedeo, bellissimo Amedeo. Insomma, Peccato. Fabio, ha le doti che ti aspetti da un attaccante argentino. Grazie Luca. In più sa anche giocare E grazie spalle Regina. alla porta, con personalità, nonostante non sia un gigante. È tornato il pittore, è tornato. Pole Mangai. Prova il tiro. Ma no! Pallone fuori davvero di No, l'Arcangelo mi stava regalando un qualcosa che va un po' al di là. Mamma La mia. palla proprio sfiorata in Mamma mia. attaccano con una grande determinazione, poi si perdono un po' negli ultimi metri, è già il terzo tiro che sbagliano. Gai. Filtrante. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Alexandro. L'Arcangelo si sboccia, io ve l'ho detto ragazzi. E Arcangelo è un misto tra Kakà e Ibrahimovic, questo è. Ve lo dico io ragazzi. Fidatevi del Cume che ne ha scoperti tanti. Passaggio in avanti. Vuole la Veneziano, l'ha dato Tognino. Sulla fascia. Vai È Togno. libero. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Il Venezia non ha mai perso in casa nelle ultime 5 partite. Stai Dybala. zitto, rincoglionito. Altra partita da vincere con la Juve, se vogliamo ancora credere nello scudo. Marchisio. Cerca spazio. Qui Veneziano, può partire il Veneziano. Prova la botta! Mamma mia che E sberla. sfortunati qui, va fuori di un soffio. Amedeo, beh di testa Amedeo, è proprio Decidono piccolissimo. di giocare È il all'indietro. secondo più piccolo, il Vediamo primo se è Lancia arriva a destinazione. Gai. Zincaro, che come sta giocando bene Zincaro ragazzi. Complimenti all'apprendista. L'Arcangelo. L'Arcangelo. Bella palla ad allargare No, il proprio da Amedeo però. gioco. Ottimo disimpegno, fondamentale. Quadrado la mette in mezzo. È ben da coperta la lontano. Juve ragazzi, la difesa. Prova la giocata nello spazio. No, buchissimo, buchissimo. La palla ma non c'è è Mito. passata, poteva essere un'ottima occasione. Non vedo l'ora di vedere la puntata dedicata a Mito, cazzo. Volevo vedere cosa si inventa Gai. E Togni è proprio una cosa Tiro impossibile. del tutto fuori bersaglio. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere, ha fatto bene a provarci. Se mi lasci non vale, io ti spacco un fanale. Comunque stiamo dominando anche, stiamo giocando E fa veramente un bel subire gli calcio. avversari. Quel pareggio col Napoli sta veramente stretto, eh. Il Venezia può contare su difensori che ultimamente non sbagliano quasi nulla. Se vinciamo questa recuperiamo. Nessuna delle due squadre finora ha trovato Napoli. dei gol. Vai Gai, bravissimo per il piccolo Amedeo. Vabbè, Amedeo sì, veramente il piccolo Amedeo. Cosa fa Amedeo? Cosa cazzo fa Amedeo? Parte avversaria. Mamma mia. Giocatore strano Amedeo. Qualche protesta, ma l'ultimo tocco è dell'attaccante e dunque rimessa da fondo. Rugani. È davvero una bella serie di passaggi. Occhio ragazzi che la Juve è temibile, basta un tiro la Juve, basta un fottutissimo tiro. Intercetta e sbroglia una situazione che Bravo, si faceva Api. molto pericolosa. Amedeo, Pep, i due nuovi acquisti. Pep qua fa una cosa un po' difficile. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Pallone intercettato. Pep la recupera, però Amedeo non ce la fa a Davvero prenderla. provvidenziale.
Lallana la gioca in mezzo. No! Higuain. Mamma che culo qua, che culo È mancata un po' di incredibile. precisione. Avevano molte opzioni in area di rigore. Peccato che non lo leggo più il piccolo Amedeo. Zincaro. Gai. Vuole la profondità. Amedeo. Rugani Amedeo manca il fisico purtroppo, quello che cerca di c'ha superare Agi. la difesa con questo pallone lungo. Alexandro è Amedeo. arrivato sul pallone, ma non riesce a metterla Amedeo prova a fare un dentro. cambio gioco veramente Appoggia il difficile per pallone Arcangelo largo che non con può eleganza. arrivarci. Beh, questo è un passaggio quanto Ah, giusto, Michelotti era discutibile. È fuori, ci sarà rimessa laterale. Il Togno la butta su. Rugani contrasto irregolare e dunque calcio di Ma punizione. com'è? Gai, vediamo cosa si inventa Gai. Roba semplice. Ancora Zincaro le recupera. No, Zincaro perché adesso purtroppo non ce l'ha fatta, ma Sono finiti i primi che 45 Zincaro ragazzi. minuti, Michelotto negli sta a guardare spogliatoi per il del primo momento, è tempo incredibile. intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa Sì, produrre Michelotto un fino a una po' di stagione punti. normale, calcio bisogna essere senza concreti. Hanno costruito ottime senza occasioni, infamia e sono senza lode assolutamente mancati onestamente. in fase conclusiva, Questo sotto vedo porta. Michelotto quest'anno Gli per il attaccanti momento. devono essere più calmi, altrimenti non segneranno. Vediamo se arriverà il suo solito golletto. Nessuno ha Veneziano trovato prova a gol, darla a si vede 0-0 Tognin. al primo tempo. Il Venezia ha giocato Zincaro. meglio, secondo me. Il punteggio non li sta premiando, Peccato, ma però se c'è sempre. continuano a giocare come hanno fatto nel primo tempo. Amedeo. E questo è fallo. Non Comunque ha ragazzi penso che dubbi. torneremo al doppio attacco perché non mi convince tantissimo. E quasi sicuramente proverà la conclusione a rete. E qua ragazzi c'è Non è solo lui. vicinissimo, ma chissà, Il risveglio se di la sente Gai va bene partirà da un provarci. gol sublime. Se segna, Gai deve fare tante belle cosine per me. E non solo sesso. Palla verso la porta. Peccato. Ah, Gai poi la perde anche male. Fallo non fischiato, Juventus chiaramente. arriva a questa partita dopo un risultato positivo, frutto della grande intelligenza tattica del proprio allenatore. Bartolucci. Beh, di sicuro non ha avuto paura di osare, di Arcangelo. correre rischi. Lo ha Gai. fatto benissimo, Ah, perché Gai alla fine le mio. sue scelte sono state determinanti. Quadrado. Alexandro. Pallone morbido verso la fascia. Occhio, no, no, la beffa. Passaggio intercettato. Costa Non riusciamo a sfondare, però, riceve il passaggio. L'Arcangelo. Higuain non può essere pericoloso Veneziano un po' se viene solo, costretto bisogna a fare il giocare così, doppio attacco di spalle alla nuovo. porta. Veneziano. Cerca Veneziano per Amedeo, no. Queste Ma è meglio situazioni tirare. in cui c'è Qua superiorità Amedeo ha numerica sbagliato. vanno sfruttate decisamente Agi, scaldati. meglio. Il loro attacco si sacrifica molto. Guarda come si muovono verso l'esterno per creare spazi. Questa non è Tognin una ci ha soluzione provato, che non è ti neanche piace brutto. molto, vero? Non molto. Non sono mai stato un grande stimatore di questa tattica. Soprattutto non mi Arcangelo, piace bello, bella azione. Vai sia Bartolucci, dall'area vai di Barto. rigore, Il Barto di uomini Tino. che hanno maggiori capacità di segnare. Bravo di Non è Tino quello per il loro Tognin. posto in campo, è un lavoro che spetta alle ali. Peccato. Cambio. Allora, esce l'Arcangelo e entra Francone prima del prestito. Vediamo se almeno mi fa godere. Esce Amedeo ed entra un bellissimo Alexandro che è sempre più bello. E l'ultimo cambio, il nostro Duca anche in condizioni pietose. Io lo provo. Marchisio vuole la profondità ed ecco un'altra rimessa laterale. Entrambe le squadre. Dai ragazzi, dai, proviamoci. Non è facile, ma proviamoci. No. Cross. No, no. Il tiro. Buon cross, Mamma peccato mia. per la conclusione. Quando il cross arriva dalla tre quarti, per la difesa è molto complicato se viene effettuato con questa precisione e con questa Giangrosso, velocità. Grizzly per Zincaro, Grizzly, complimenti sempre a Grizzly. Zincaro. Veneziano, attenzione Agi, Agi! Colpire. Agi! È lui! È
Agi è appena entrato! Eccolo qua, sempre polemico Agi, incredibile! Ma intanto la messa su assist di Veneziano appena entrato. Mamma mia che gol pesante questo, il Cume fa una girata bellissima, la dà ad Agi che stavolta la insacca in una maniera devastante. Mamma mia che gli ha Agi! dato mandandolo in campo. Agi Cume, questo vuol dire qualcosa ragazzi. Questo vuol dire qualcosa, Agi Cume, poi la solita polemica, non si sa con chi, ma... Mamma mia, il rumeno l'ha messa, un gol che veramente può essere decisivo, però dobbiamo vincere ragazzi. 1-0. Mamma mia, è entrato il Duca comunque, ricordiamo, no, il Duca è il talismano, cioè è una roba devastante. Tocco morbido. De Sciglio. È una roba devastante, no, no. Tiro davvero Bravi. troppo debole. Mito, la butta su. Per il grande Grizzly, per il piccolo Evan, per il meraviglioso Francone, anche se mi ha fatto dannare, lo amo lo stesso perché abbiamo segnato. Vai Franco, prima di andare al Deportivo. Beh, forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, si attaccano troppo la palla e si fanno superare. Gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere. Hanno ragione a essere cauti. Ecco che parte il cross. La Juventus Bravissimi. ha cercato l'azione Madonna, da- bravi, bravissimi tutti e Gai se ne va. e alla fine Eccolo qua, è quello che solo vogliamo da Gai. Mamma mia Gai, mini costo di Gai, mini costo di Gai. Per tirare. Mamma mia, quando fa queste cose Gai da seghe mentali e fisiche, mamma Gai. difesa adesso Francone la sta lavorando un po' recupera, meglio. la butta su, Gai. Mamma mia, cos'è Gai? Cosa cazzo è quell'uomo? Gai, no, cioè, che cazzo è, Zincaro? Can. Ottimo intervento di Gai. copertura. Api, bellissimo Api per Alexandro. Alexandro, man of the match in ogni caso. Mamma Agi, grandissimo Agi. Gai la mette in mezzo, sublime. No? Sì, chissà. Bel colpo di testa. Mamma mia, bravo Perfetta Cume, la parata. peccato. Comunque il È stato Cume bravissimo. segna molto meno, Questa è una grande parata. Questo è da dire. E poteva segnare anche stavolta. O si sta veramente Vederlo centellinando giocare per la è davvero un seconda piacere parte di per gli stagione, occhi. che può anche Un essere, perché ormai talento Veneziano, insomma, l'impegno mister giocatore è faticoso, raga, ve lo assicuro. Perché quando devo risultare una vittoria devo cambiarmi e mettermi la cravatta in un minuto, non è facile. Pochi minuti o addirittura secondi e sarà finita. Ti prego, sta vittoria sia veramente Buon pesante. lancio. No, sei zitto E come... intercetta opportunamente. Tutte 1-0 visto che comunque, cioè l'azione era spaventoso. pericolosa. La mette sulla fascia. Si vincono così i Difesa campionati, stiamo sveglia il rimontando alla grande dopo un -8 e un 10° posto. Francone, dai Francuzzo, fai qualcosa Francuzzo, hai cominciato così bene la carriera. Veneziano! Ottima la parata del portiere. Beh, qui il portiere ha tirato giù la Saracini. Si vince 1-0 grazie a Agi, mamma mia. Una grande compattezza Ha fatto l'assist, difensiva comunque e il un Cume, solo ricordiamolo. sprint avanti. Questo è bastato Ma per fare Agi la ci regala una Hanno vittoria messo che tutto il non tempo è a prendere le pesante. misure agli avversari. Ma nella seconda metà della Chissà, gara la Redder hanno il Cume, colpito in chissà. modo implacabile. Grande, grandissimo, Alexandro 7. Sì, sto anno la difesa va alla grande, è vero. Benissimo, benissimo, benissimo. Il Napoli vince, ma siamo adesso terzi, messi bene, dai, siamo in ripresa, siamo in ripresa. Si fa pesante il distacco accumulato dal processo. Ok. Sì, sì, Terence, sì. Grazie Agi, sì, grazie. George, Philips, For, Kran, Christ, Pic, Agi. Scusate ragazzi, in un panico puro. Vabbè, ma il fatto della rigenerazione chiaramente non conta per noi perché siamo lo zoccolo duro, quindi ma non farmi questi piccoli errori perché poi noi andremo sui PES successivi e là sono cazzi per tutti. Saremo sempre indietro di un anno, chiaramente con il gioco, però a sto punto quelli sono più tranquillo, raga. Non ho aggiornamenti e niente, chi cazzo se ne fotte. Tanto non ho capito, Francone. Ok, Francone va al Deportivo La Coruña a giocare a Riazor. Ok, giochiamoci il primo posto, basta un punto per il first pass, first point, first cazzo. Mettiamo Michelotto. No, Bartolucci è fuori forma. Ora Giangrosso ha fatto gli straordinari, mettiamo Gerva. Mito è stanco, mettiamo Charmy. Zincaro è stanco. Allora, Veneziano deve riposare, mettiamo il Bode.
Però aspetta, non andrei a 2 punte, però. Tornerei a 2 punti, sinceramente. Ok. No, aspetta. Ok. 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 Rischio di perdere il capocannoniere, ragazzi, eh. Che merda, che merda, che merda, che merda. Allora, il Cume facciamo riposare, mettiamo Francone, tanto poi in prestito, quindi al massimo si spacca per il Deportivo. Charmi. L'Arcangelo lo portiamo via. Terence lo portiamo via. E ok. Il Duca lo mettiamo. Voglio dare ancora fiducia al Duca. Silotti Giangrosso a riposo. Mettiamo Gerva. Però in panchina deve andare perché... lasciamo proprio a riposo Veneziano. Vai. Veneziano si fa le pippe a casa. E manca ancora il primo gol di Michelotto quest'anno, è cosa molto molto grave. Benvenuti all'appuntamento con questa grande partita. Si gioca nello splendido stadio Dalus. La partita di oggi è tra Benfica e Venezia. Vai. Io sono Fabio Caressa e a farmi e farvi compagnia. Basta un punto per il primo posto e speriamo in un sorteggio abbordabile. Guarda, quasi mi verrebbe voglia di tornare a giocare. Ma stai zitto, è un gran portiere, ma pensa a fare la telecronaca. No! Cerca spazio. Vediamo Charmi come si comporta il piccolo Charmi. Maurizio per Nasdaq. Agi esaltato, Pinto sbaglia. Ma con scarsi risultati. Basta un point. Passaggio in avanti. Basta un fottutissimo point. Bravo Alexandro. Pintus, che Pintus quest'anno anche lui siamo leggermente più normale, ecco, sempre un campione, ma un po' più normale in questo momento. Sa sempre esattamente cosa fare e sembra migliorare di partita in partita. Gai, bellissimo Gai. Nasdaq, smentiscimi subito. Bravo Bode. Bode non è molto fortunato. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Bravo, bravo, bravo. Alexandro. C'è il colpo di testa. Non ci credo, il Duca ci stava regalando il gol. Alexandro, ancora il Bode. Ma che roba è? Ma che roba è il Duca, ragazzi? Che giocatore il Duca. Ma ha avuto il coraggio di provarci. Stanno tenendo un gran ritmo e una grande aggressività. Di questo possono essere contenti, ma poi devono concretizzare di più. Bel pallone. Il Duca. Butta in mezzo. Pallone morbido verso la fascia. Dai, Francone, dai, Francone, dai. Madonna, un pachiderma. Alexandro, dai, cazzo. Oh, là. E c'è il gol. Finalmente il Kaiser. Grande assist di Heyman. Bel calcio d'angolo e un perfetto. No, di Agi, scusate, grande Agi. Boom. Testa da manuale. Grande Agi. Coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Hanno trovato subito il gol. Anche se il tiratore è Heyman, dopo lo cambia, perché comunque Heyman è il primo tiratore. Finalmente Francone, mamma mia, si è svegliato. Agi e Heyman. 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 Fa tutto Heyman. Mamma mia, cosa è? Cosa me ne frega dei gol di Heyman? Cosa? Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Beh, oggi lasciamo gli assist a Alexandro. Nasdaq. C'è il tiro al volo. Mamma mia, Nasdaq. E hanno sfiorato il gol. Dai, dai, che vogliamo assolutamente il primo posto. Grande Champions comunque. Le probabilità di segnare sono meno di 0. Prova a verticalizzare.
Comunque Agi miglior stagione in assoluto, si è anche meritato il video perché ha fatto una stagione sublime Agi, Apicella. La mette in avanti. Opportunità Il di Bode. ripartire. Ah, Bodino. Palla in avanti verso il compagno. Prova la giocata nello spazio. Cervi, Prova la giocata Cervi. in misura. Si coordina per il tiro. Ha segnato. Hanno Prendiamo un reagito gol dopo benissimo. tanto. Il Gol pareggio mi sembra di assolutamente meritato. Era Rinoceronte. proprio sul filo del fuorigioco, ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto. Gol inaspettato. Perfetta parità dunque. Incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Dai, raga. Ah, peccato. Feisa. Occhio. Api la prende. Michelotto. Gai. Prova a saltare il centrocampo. Il Bode prova a lanciare Francone. Sto gol mi dà un po' fastidio perché proprio non c'era la visuale del gol. La mette sulla sinistra. Vogliamo il gol di Michelotto, però almeno un golletto ce lo fa sempre per stagione, Mauri. Se ne va. Prova la giocata No! nello spazio. Tentativo Bravo qua verso la Sarmi. porta. No! Prova ancora. E c'è il gol del Benfica. Mamma mia che 1-2 Non si micidiale, sono siamo disuniti secondi in e questo sono tornati momento. avanti. Troppo solo. Cosa possiamo aggiungere? Questo è un clamoroso errore di marcatura. Porca puttana, Non si può adesso lasciare fai libero concentrazione l'avversario massimale. di fronte alla porta e sperare che non faccia gol. In questo momento siamo secondi. E potrebbe essere un sorteggio agilissimo. Ribaltare un risultato No, è una grande cazzo, che impresa, moltoni ma però che difenderlo siamo. Non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. Guarda il porco di Mencarelli. Grande giocata. Continua ad andare. Palla al piede. E passa. Ha la possibilità di andare verso la porta. Intervento folle in area di rigore. Cosa? L'arbitro indica il dischetto. Sarà rigore. Non aveva altra scelta. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione No, di estremo vabbè, pericolo. cioè, La difesa vediamo. era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni. Ma no, vabbè. Vabbè. Incredibile, Charmi, pararigori Charmi. No. Non sbaglia. Vantaggio che diventa pesante. Nonostante la pressione è stato perfetto e non ha sbagliato. Qui il portiere non ci è Incredibile. andato nemmeno vicino. Veramente un ottimo rigore. Stiamo rischiando di E ora perdere il ci primo sono due posto gol a così. dividere le squadre. Un gol meritatissimo secondo me. Stanno giocando molto bene e ora questo doppio vantaggio li farà sentire ancora più sicuri. Cerca il passaggio profondo. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la Sì, posizione Eyman. irregolare. È partito una frazione di secondo sarà in dura anticipo, far 2 gol prendendo adesso al mano il Daluz. magnifico tocco del compagno. La squadra è partita, la squadra è partita. Mi piace per Charmi, sfortunato Si Charmi. libera la grande. Qui deve tirare. Charmi fa una cosa incredibile. Adesso è dura. Adesso è molto dura. Però crediamoci. C'è Terence, quando c'è Terence crediamoci. Lancia il compagno Francone. nello spazio. Vai Kaiser, è la tua occasione di riscattare. Non ci credo, che culo di me. No, vabbè. Era importante segnare adesso un gol. Ma Dio santo, però Dio santo. Gai. Può tentare la conclusione. Il Duca non ci credo. Palla allontanata senza troppi complimenti. Alexandru, pennellata, ti prego. Allontana. Man di testa, fa una cosa sublime, 99 stati, ma non serve a niente. Palla in out. Ci sarà La rimessa stanchezza si fa laterale. sentire, sì, ma bastava un punto, Dio santo. Beh, crediamoci. Centro. Ed ecco il colpo di testa. Il Bode, Fuori, mamma non mia. di molto. Dai, non di proprio molto. il Cume non è neanche in Questa è panchina, anche l'ultima azione del cazzo. primo tempo. Dai, seconda frazione. Partiti. È iniziato il secondo tempo. L'unica cosa che non possono permettersi di fare è concedere un altro Grande, rete ma agli mi piace avversari. così. La partita sarebbe chiusa definitivamente. Sarà determinante secondo me come affronteranno l'inizio del secondo tempo. Bravo Agi, e va Eyman. Ah, Eyman qua si è fatto veramente recuperare in maniera non da Eyman. Michelotto, palla a terra ragazzi, palla a terra. Maurizio, vai Mauri. Bravo Mauri, ha fatto la cosa giusta. Vai Duchino, vai Duchino, vai Duchino. Verso il centro.
E non ci arriva Sono nessuno. di testa, quest'anno di testa siamo messi non benissimo, eh. Bravissimo Agi. Sulla destra. Gai poteva far meglio. Agi la recupera, ma la riperdiamo. La Picella recupera, ma Nasdaq la riperde. Vuole la profondità. Non va bene. Il Benfica sembra stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Eh sì, sfruttano maggiormente le fasce. Sembra anche Oh là che I loro numero. avversari finora sono rimasti Michelotto, molto Maurizio. compatti. Credo che vogliano in qualche modo provare ad aprire le maglie della difesa, facendoli allargare Gai. il più possibile. Francone, non sa cosa fare, infatti la perde. prova a giocarla dentro dalla distanza. Api, serve un gol entro il 70esimo. Gai. Per il Duca. Ma porca puttana però. Ottima pressione. Bravo Gai. Palla recuperata. Bravo Gai. Gai va di cuore. Affondo sulla destra. Gai va di Ora cuore. sulla pressione. Bravo Gai. Anche dentro. Incredibile, non c'è mai nessuno dei nostri Ottimo però. disimpegno, la spazza Maurizio. via. Prova il tiro ma bloccato. Il Duca per Sidoti, bellissima azione. Questa è veramente sublime del Venezia. No, era gol. E ora vediamo se riusciranno Agi, ad approfittare ti di questo prego. corner. E va a colpire di testa. Il Duca, non ci credo. Tiene Sidoti. libero il compagno. Qua Sidoti fa una cappella. Ma la recuperiamo. Stanno giocando adesso il Cerca la Bode. profondità, sulla fascia. Per il Duca. Il Duca prova a metterla in mezzo. Proprio per Gai che non salta purtroppo. Davanti, il cross però è stato impreciso. Non c'è neanche Veneziano in Ci panchina. mette Questa è il una fisico Michelotto la e recupera. Stiamo conquista dando il il cuore almeno. Già qualcosa in secondo tempo. Il Bode. Passaggio smarcante, Francone. ora deve segnare. E in Grandissimo gol di Francone. Doppietta del Franco. Bravo Kaiser. Ne ha fatto bene il prestito. Bravo Francone. Cosa pensi di questa situazione? Bravo Francone, bel gol. Dai, crediamoci. La difesa gli è senza dubbio Dai, crediamoci. facile. Non so se sia stato un problema Dai, di crediamo. Proprio al concentrazione 70esimo, come ho detto io. o di comunicazione, ma non l'hanno Come ho preso detto bene io. E lui non ha perdonato. Deve uscire Gai che è distrutto. Ed è la seconda rete per lui in questa competizione. E mettiamo Terence di qua. Oggi lo tengo perché C'è sento solo cose un gol buone. adesso a separare E le mettiamo due anche squadre. Rocco. Questo Tutto gol per tutto. riaccende le loro speranze. Ora faranno tutto il possibile per pareggiare. Bravo Francone. Basta un gol, basta un fottutissimo gol e siamo primi. E lo meritiamo, cazzo. 2 volte vittoriosi col PSG, porca mignotta. Gabriel allarga il gioco a destra. Sidoti. No, Sidoti. Mamma mia, meno male. Ottimo disimpegno. Ma non così, Sido. Bravissimo Nasdaq. Maurizio. Vai Mauri. Per Mi Gai. sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing Bode. per non sbilanciare. Per il Duca. Dici? Sì, Per Gai. cercano di tenere le Ancora il distanze Duca. giuste, puntando Bravissimo il a Bode. la palla, Non ci credo. piuttosto che intervenire in tackle. Eyman Non ha bruttissimo. dubbi, calcio di punizione. Brutto fallo di L'arbitro Gai. gli si Ammonito solo, meno avvicina, male. può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. 12 minuti per veramente una beffa. Atroce. Atrocissima. Quasi inaccettabile. Bel pallone. No, gol gol. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Il Venezia non molla mai. Non ho letto il Kaiser dopo la doppietta. Il Kaiser non l'ho letto. Gervasi per Apicella. 9 minuti. Vai Agito, tenuto in campo. Regalami anche tu un sogno, no? Per Arcangelo un po' col braccino Arcangelo. Ai ai ai. E non è ancora abituato l'Arcangelo. Riceve un pallone Sì, questi interessante. palcoscenici da pochi, solo il secondo anno questo. Luca, che ne Ci dici? sta. Possiamo considerare chiusa la partita ormai. A questo punto l'unica è gettarsi in avanti, a capofitto, non hanno più niente da 5 perdere, non minuti. possono fare altro. Appoggia il pallone largo con eleganza. Bravo Charmi. Vai Agino mio per Arcangelo. Non perderla. Terence, bravissimo Terence. La dà all'arco. Francone. Cerca spazio. Sulla fascia. È libero. Pintus. Eccolo qua Agi. Eccolo qua. Arrivo. Cerca la No. soluzione aerea. No. È mancata un po' di precisione. Il Venezia ha portato tanti uomini in area di rigore, Non non ci sono credo. comunque riusciti a realizzare. La nostra occasione c'è stata. Agi ha dato un L'arbitro cioccolatino. controlla il cronometro. Agi. Ci riprova. Che giocatore Agi. Continua ad avanzare Che verso giocatore la- Agi. Tocca verso il centro. Questa era difficile. E il portiere la fa sua. Secondo posto. Speriamo nel sorteggio a sto punto. Lancio lungo Peccato del però. portiere. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Fa sempre male perdere.
Fa ancora più male quando sei stato avanti nel punteggio. Quando hai avuto di fatto la partita in mano. Poi te la sei fatta speriamo di scivolare. avere fortuna nel sorteggio a sto punto. Però non mi aspettavo sconfitta così. Che rabbia, che rabbia. Adesso vediamo il sorteggio della UEFA Champions League. Rating, Destroy and Drop su Champions League. Allora, Chelsea, Juve, Venezia, Tottenham. Ancora Venezia, Tottenham ci è andata bene. Vediamo chi si beccano i bastardi del Benfica. Spero uno squadrone. E il Monaco va a cagare. Vabbè, Tottenham si può battere, abbiamo già battuto. Mi sembra che abbiamo fatto... No, abbiamo 1-1 siamo. Abbiamo usciti l'altro anno, vinto 2 anni fa. Proprio in Champions. Sì, quindi in realtà... Sì, bene ma non benissimo. Ciao Checo, grazie di tutto. Lazio-Venezia. Sempre il Tottenham. Si può battere comunque. Avevamo avuto una vittoria nel 2 anni fa e una sconfitta l'altro anno. Comunque c'è andata benino, si poteva andare peggio onestamente. Ok, Mito è tornato, perfetto. Facciamo l'ultima ragazzi. E poi Nanna. Io di tenere questa, vai. Sono del PC. Final partita, penso. Adesso vediamo, però dovrebbe essere l'ultima. Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal... Vai, questa altra partita da vincere contro l'ex Mencarelli che non gioca più la Lazio. La Ma partita di oggi è tra Lazio e Venezia. Prova un traversone dalla tre quarti. Tocco morbido. occhio ragazzi, Bella non cominciamo apertura. male, che la Lazio è una squadra che soffriamo sempre Con la gol. testa. E c'è il gol della Lazio. Cambia subito La Lazio la storia. soffriamo sempre, Lulic. ottimo colpo di testa. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto... Cominciamo fare niente. male, sconfitta che non possiamo permetterci. Lulic apre il conto dei gol per questa stagione. Bravissimo Agi. Veneziano per Passano arma in letale. vantaggio. Sono partiti fortissimo. Gai. Vai Togno. Cerca di lanciare il compagno. Per il Bode. La palla non arriva, il Kuma non è un super assist man. Gai. Palla larga. Gai per il Bode. Zincaro. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per Dai, tutto, ragazzuoli, ma ce l'ha dai. fatta. Il portiere la calcia lontano. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Prova il filtrante. Occhio ragazzi, basta. Anderson, pallone alto nello spazio. Gai. Le girate di Gai sublimi. Provano a ripartire da dietro. Prova la giocata nello spazio. Che gol di merda che abbiamo preso però. Tocco preciso. Ottimo intervento. Apicella. Zincaro. Cerca Gai. l'uomo là davanti. Non possiamo entrare in crisi adesso ragazzi, non è contemplabile, non è ammissibile, non Cerca la è profondità accettabile. sulla fascia. C'è il colpo di testa. Grande Mito che fa un Ottima parata miracolo. del portiere. Sicuramente non una parata semplice. Agi. Gai. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Guadagna Veneziano per arma letale. Basta, Ah, è ben Bode. posizionato e intercettato il pallone. Radu, che ritorna Dai, Fiori, nella dai. posizione titolare dopo diverse partite. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Se ne va. Pintus. Per Gai. Cosa cazzo fa qua il piccolo Gai? Vai. Dunque, rimessa laterale. Ciao Bartolucci. Dai, vorrei chiudere bene la serata, miseriaccia. Radu. Sarà rimessa laterale anche in questa occasione.
fuori, ci sarà rimessa laterale. Dai ragazzetti, dai. Riceve in ottima posizione, si libera la grande. No! Merda, bravo. Bravo Gian, vai. Niente da fare, sto giocando malissimo Anderson oggi. prova il filtrante, palla lunga a cercare il compagno in avanti. Qua il Bode fa una buona cosa, l'ha dato ogni... Vai Tonio, Ha vai migliorato Tonio. tantissimo nelle ultime settimane. Sì, anch'io l'ho notato. Quali pensi Bravissimo siano i motivi di Tonio, questa il Bode. trasformazione, Luca? Non è facile. Mettila in dare una mezzo, Bode. spiegazione. La Credo che sia perdiamo, la perdiamo semplicemente ancora. maturato. Ormai è un giocatore sicuro di sé e dei propri mezzi e questo gli permette di rendere al massimo e migliorare costantemente. Cerca di mettere un pallone interessante in aria e passa. Bravo Api, Fallo, porca calcio miseria. di punizione. Palla in profondità sulla fascia. Scodella il cross. Acchio. Meno male. Vai Gai. Pintus. Ale. Mi sto un po' scazzando, sta partita è di una Radu. schifosità inaudita. La peggiore partita di tutto lo zoccolo duro. Prova a metterla subito Mamma in mia che aria. cesso, stiamo facendo schifo. Lulic, Schifo. Sì, oggi è stavo. andata a Non segno. so che più parlare, sono proprio schifo. De Vrij, Sì, ragazzi, stiamo concentrati, hai ragione Pep. basta. Anderson. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Cerca spazio, lancia il compagno nello spazio. Merda. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Devono continuare a credere in se stessi. Non lo so, e insistere nel Mencarelli, loro modo di non lo giocare. so. Così possono ribaltare la situazione. Vai. E iniziano i secondi 45 minuti. Contrasto irregolare e dunque calcio di punizione. Ah. Non c'è niente da discutere, è stato redarguito poco fa e non ha voluto Dai, darci raga. una regolata. Si doti. Ci mette il piede e conquista il pallone. Zincaro. Cerca la porta. Oh, Che Dio grande Cristo, ma parata. quanto Ha male mostrato una gran giochiamo. classe, un'autentica parata d'istinto questa. Prova il traversone. Dai, dai, Tonino, bravo. Cioè, era buona così. Proprio a gratis. Gai. Può colpire. Ma porca, oh, Gai è una sfiga, Sono però. stati graziati Mamma dopo aver mia. perso palla in maniera incredibile. L'arbitro lo chiama cartellino giallo. Ammonito Si è Sidoti. ricordato nonostante il vantaggio. Bravo. Hai ragione Tangrosso, però non capisco sinceramente questo calo così, per carità siamo stanchi, ma non possiamo permetterci la sconfitta. Noi ci siamo all'Olimpico. Bravissimo Gai. Il cume per il Bode. Bode, lo sai cosa devi fare? Pallone profondo. No. Aveva messo dentro davvero un gran pallone. Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Mamma mia che erroraccio. Basta. Felipe Anderson, oggi è autore di un assist. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Se il Bode ha fatto un brutto errore, diamo fiducia a Francone. Voglio la velocità di Terence. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la Attenzione Lulic, sensibilità quel gol ci sta nell'esecuzione del gesto condannando. tecnico. La cosa Lazio succede? sembra stia provando a sfruttare Poi? tutta l'ampiezza del campo. Eh sì, sfruttano maggiormente le fasce. Sembra anche Cazzo me. succede? Già, i Aspettate loro un attimo, avversari finora scusate. sono rimasti molto compatti. Credo che vogliano in qualche modo provare ad aprire le maglie della difesa, facendoli allargare il più Un possibile. piccolo problemino. C'è un problema. Ok. Scusate ragazzi. Vai. Gai.
Adesso ci siamo, mamma mia. Prova il filtrante. Sta pausa non ci voleva essere concentrato, però. Pronto con l'anticipo. Apertura di gioco sul fronte opposto. Riceve un buon pallone dall'altra parte del campo. 61esimo, raga, 61esimo. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Felipe Anderson non riesce a seguire il compagno. La giocata troppo corta. Il suo Il sguardo Bode. di scusa al compagno Gai. dice veramente tutto. Vai Sidoti. Non riusciamo a segnare, niente da fare. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Il Venezia decide per una doppia Terence, sostituzione. appena entrato. Ah, perde sta partita proprio male, peccato perché sarebbe giusto lo 0-0 sinceramente. Vittoria no, però manco lo 0-0. De Vrij, Lulic, Immobile, bella palla ad allargare il gioco. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Ai ai ai. Anderson. Sono incazzato nero ragazzi perché stiamo proprio giocando malissimo. Se ne va. Cross di Felipe Anderson. Bravo Mito. Ma non la prendiamo. Lulic. Prova il filtrante. Immobile. Vai Terence. Ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Veneziano. Lulic di forza. Basta. Felipe Anderson. Bravissimo, vai Francone, vai Francone. Vuole la profondità. Veneziano. Ecco il tiro. No, sti errori come. Allontana la palla. Gai di testa con il cuore la recupera. Guarda, mettiamo il gol per quello che ha fatto Gai. Terence. Occhio al traversone. Gai. Agi. Il Cume. Può provare. Non ci credo. No, la para come un portiere di hockey. Va, che sfiga. Oh. Niente, questa doveva perderla, Gai. Che nera. Se devi scegliere qualcuno da marcare, direi che l'uomo che smista i palloni. Come segna molto meno comunque, eh. Dai, come smentiscimi. Smentiscimi! Non ci voglio credere, ancora errori, non sono errori da come questi. C'è poco da fare. Non hanno più tanto tempo per rimediare. Lancio lungo del portiere. Agi. Gai. Terence. Francone. Fallo, la Madosca. Dai. Parolo. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Immobile. Andata. Male raga, brutta sconfitta. Sotto la doccia. Non hanno molto da recriminare, bisogna dirlo. Hanno dato il massimo, hanno sì provato a concretizzare. Scudo difficile, sì, ma non raga. ci sono riusciti. Il gol subito nel primo tempo li ha... Classifica ci vede al quarto posto, 28-37. Sarà durissima. C'è il Torino adesso, si giocherà la prossima volta. Sì, Gai. Sì, con la Lazio non vinciamo mai, neanche da campione d'Italia, incredibile. Allora raga, che dire, io vi auguro la buonanotte. È stata una live bella, che però questa sconfitta è un po' amara, sinceramente. Sì, un po' amara. Raga, un saluto del commendone veneziano. E oggi chiudo con una frase per Heyman diversa dal solito. Paul Heyman, Friends for Coppola. Tu non sei solo un giocatore, non sei solo il creatore di Paul Buffa racconta, sei anche l'uomo della nostra, non mia solo, della nostra fottutissima vita. Ciao, Paul Mangai.